oggi è davvero il giorno del mio matrimonio. Sembra solo ieri, lo sognavo ad occhi aperti. Mi ricordo il vestito, i fiori, la musica. Lo immaginavo sempre come un evento importantissimo e perciò tutto doveva essere curato con minimi dettagli. E adesso, eccomi qui, con l'abito bianco, pronta per questa splendida festa. Ma che diavolo ti sai in mente? Ma cosa sono queste ridicole ricciole sulle tempie? Eppure mi sembra di essere stata chiara, no? Voglio una acconciatura elegante e sobria. Mica sono una principessa di ronzolo. Ma dove hai studiato per fare il parrucchiere, alla Disney? Non mi fa facile. E che io ho sempre desiderato un matrimonio molto semplice, sobrio, senza sprechi, romantico. Scusi, signora, la macchina non è ancora arrivata. Come? Ha detto l'auto rossa e cabrio non è ancora arrivata? Io adesso, come ci arrivo in chiesa? Ma chiedi? Ma è qua vicino, era solo 100 metri. Non me ne frega niente che siamo a 100 metri! Trova quell'auto. O quando è vero Dio, stasera i miei invitati mangeranno carne di cavallo bianco. D'accordo. Io proprio non capisco quelle spose che hanno pretese assurde. Il matrimonio è importante come simbolo. Tutto il contorno è solo inutile scenografia. Signora, mi scusi, l'organista? No, cara mia. Non me ne frega niente che l'organista non la conosci. Io pretendo l'Ave Maria di Lemberger. Digli che se la deve studiare immediatamente. O sostituisco i tasti neri dell'organo con le sue dita. Matrimonio deve essere una festa per tutti. Tutti devono divertirsi, a cominciare dagli invitati. Se non ci va Doria, che festa è? Mi scusi signora, la sala di ricevimenti è pronta. Bene, perfetto. Signora. E a proposito, ti sei assicurato che non venga servita nemmeno una goccia d'alcol durante il ricevimento? Bene, non ho alcuna intenzione di vedere gente ubriaca che canta in maniera lenta. E ovviamente, mi raccomando, servizi d'ordine. Non è che ci si può alzare dai tavoli così, al proprio piacimento. L'ordine innanzitutto. Ma ci pensate? Oggi vi sposo. Ci sarà l'unione di due anime che si ameranno, si onoreranno e si rispetteranno finché morte non li separa. Che cosa romantica. Mi scusi, Che c'è volevo ancora? avvisarla che Giuseppe Ha detto che Giuseppe che sta entrando in chiesa adesso. Ma chi è Giuseppe? Ah, già. Il mio futuro marito. Forse, se non ha indossato il vestito che io ho scelto per questa occasione, può pure tornarsene a casa. Mi sposo da solo. Mamma, papà, possiamo andare. Siete felici anche voi per vivere? Lo vedo dalla vostra aria sollevata. Anche se so che vi mancherò, ma è giunto il momento che io prenda le mie strade. Ormai sono una donna e dovrò cavarmela da sola. E adesso andiamo a vivere il giorno più bello della mia vita. Per proposito, mamma, appena tornata dal viaggio di nozze, ricordami di portarti i vestiti da
stirare. E mi raccomando, starci attento, non fare come il suo. Andiamo. Viva gli sposi!